Le ultime notizie rapidamente prima del fischio d'inizio. Campo principale Siena per Siena-Trapani, Massimo Berchiesi. E buon pomeriggio dallo stadio Artemio Franchi Montepaschi Arena, giornata di fine estate con sole e nuvole che si alternano, temperatura di 25 gradi. Si affrontano due squadre che in questo primo scorcio di campionato hanno offerto un buon calcio. Ha sorpreso in particolare la partenza del Trapani, che affronta per la prima volta nella sua storia il campionato di Serie B e lo sta facendo con grande entusiasmo. Siciliani che sono reduci però da due sconfitte consecutive, assai sfortunata quella casalinga di una settimana fa con il Cesena. Anche il Siena è partito discretamente, annullando subito la penalizzazione di 2 punti, diventata poi di 3 per irregolarità amministrative. Passiamo subito alle formazioni. Il Siena di Mario Beretta torna al 4-3-3, davanti al portiere Lamanna giocheranno Angelo Della Fiore, Feddal e Milos, a centrocampo Pulsetti, Giacomazzi e Vergassola, in attacco Rosina, Paolucci e Giannetti. Il Trapani di Roberto Boscaglia si presenta con il 4-4-2 come modulo, in porta Nordi, in difesa Garufo, Pagliarulo, Martinelli e Rizzato, a centrocampo Pacilli, Pirrone, Caccetta e Nizzetto, in attacco Abate e Mancosu. Dirigerà Ostinelli di Como. Sugli spalti presenti circa 5.000 spettatori, 200 dei quali giunti da Trapani. Terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni a te, Riccardo Cucchi. Scusa Russo, fantastico gol di Paolucci che sblocca il risultato. Qui a Siena ci sono delle proteste dei giocatori del Trapani, tra poco vi diremo perché. Siena 1, Trapani 0 al 22esimo. Paolucci, a te Russo. E con un classico caso di gol fantasma il Siena si è portato in vantaggio, come detto nel flash, su Varese al 22esimo. Splendida comunque la conclusione da 30 metri di Paolucci. Il pallone ha colpito la parte interna dell'incrocio dei pali alla sinistra di Nordi, per poi, secondo il primo assistente dell'arbitro Ostinelli, il signor Chiecchi, rimbalzare, carambolare oltre la linea di porta. Vibranti le proteste da parte dei giocatori del Trapani. È stato ammonito Rizzato. Occhio al Trapani con una conclusione dalla distanza parata da Lamanna, una bella conclusione ancora. Trapani pericolosa all'interno dell'area di rigore, manca il pallone, liscia il pallone Mancuso, ma apprezzabile dobbiamo dire la conclusione di Pacilli effettuata qualche istante fa. Molto bella la risposta del portiere del Siena Lamanna, prima palla gol per la formazione ospite, ma vi dicevo vibranti proteste da parte dei giocatori del Trapani. Come abbiamo detto è stato il primo assistente, il signor Chiecchi, a richiamare l'attenzione del direttore di gara Ostinelli e dunque a convalidare la rete. Dunque il signor Chiecchi ha visto il pallone oltre la linea di porta. Resta comunque la splendida conclusione da 30 metri di Paolucci, giunto al gol numero 4 in campionato. Siamo giunti al 28esimo minuto nel corso del primo tempo. Siena 1, Trapani 0. Lanciano. Siamo giunti esattamente al 33esimo del corso del primo tempo, con il Siena in vantaggio per 1-0, ma qualora il Siena dovesse vincere questa partita ci saranno tante polemiche al termine della stessa, perché crediamo che le proteste dei giocatori del Trapani siano ampiamente giustificate. Lo ricordiamo, al 22esimo il gol del vantaggio, il gol fantasma di Paolucci con la conclusione dell'attaccante del Siena che ha colpito l'incrocio dei pali. Attenzione, c'è un giocatore ora del Trapani che cade a terra all'interno dell'area di rigore, ma si gioca tutto regolare secondo il direttore di gara. Vi dicevo la conclusione di Paolucci che aveva cozzato contro l'incrocio dei pali la parte interna, poi il pallone è terminato in campo, secondo l'assistente oltre la linea di porta. Crediamo che invece abbia completamente sbagliato giudizio, perché a nostro avviso il pallone non era assolutamente entrato. Dunque grave errore da parte dell'assistente. Definire veramente calcio di rigore comunque in favore del Trapani ed espulsione di Feddal. Siena in 10, a tra poco per il tentativo di esecuzione. A Teruzzo. Ternana 0 Modena. Un attimo Brughini, è quasi tutto pronto per il calcio di rigore qui a Siena, quando siamo al 44esimo del primo tempo. Atterramento di Feddal su Mancosu, intervento irregolare all'interno dell'area di rigore, chiara azione da gol. Feddal che era già stato ammonito, logicamente espulso, ma al di là del primo cartellino giallo sarebbe andato fuori ugualmente con rosso diretto. Parte Mancuso, la conclusione, rete, spiazzato Lamanna e il Trapani pareggia al 44esimo minuto. Siena 1, Trapani 1, linea a te Brughini. Siena-Trapani fino al termine. Meglio il Siena in questo finale. Rosina, area di rigore, Rosina, pallone in mezzo, colpo di testa, rete, Giannetti, rete del Siena, Giannetti, 2-1 in pieno recupero al 92esimo. Il Siena si riporta in vantaggio in 10 uomini, lo ricordiamo, dal 44esimo del primo tempo. Azione di Rosina, entrato in area sulla sinistra, scodellato, un morbido pallone
sul quale si è avventato Giannetti, che di testa ha trafitto Nordi. Dunque il Siena con questo gol probabilmente si porta a casa i 3 punti insperati, visto l'andamento del match, soprattutto visto l'andamento del secondo tempo, e bisogna fare sempre molta attenzione con i finali di partita quando c'è il Siena, perché ricordo ad esempio Giannetti nel frattempo viene ammonito perché si è tolto la maglia per esultare sotto la curva dei tifosi senesi. Ricordo ad esempio la gara di Novara persa dal Siena 2-1 con gol al 95esimo di Comi. Ora al 92esimo è arrivato il gol di Giannetti, un gol probabilmente da 3 punti che sta per regalare alla formazione di Mario Beretta una vittoria davvero molto molto preziosa. Una partita difficilissima con il Trapani che in realtà non meriterebbe affatto di perderla questa gara, ed è finita Siena con la vittoria del Siena sul Trapani per 2-1. 22esimo del primo tempo, gol fantasma di Paolucci. 44esimo del primo tempo, pareggio momentaneo del Trapani di Mancosu su calcio di rigore, e poi come detto al 47esimo della ripresa la rete vincente di Giannetti. Siena batte Trapani 2-1, linea Lanciano.